La parola paradiso, di origine greca, stava a indicare un grande giardino con piante secolari e acqua in abbondanza, beatamente recintato e inaccessibile al mondo esterno. Ora, se questa può essere definita la trasposizione paradisiaca, il parco di Villa dei Cedri, adagiato tra le colline moreniche del Garda, è un Eden a disposizione di tutti. A Colà di Lazzise acqua sorgiva sgorga dalle viscere della terra, dando vita a un centro benessere naturale, il parco termale del Garda di Villa dei Cedri. Aree relax, piscine, vasche idromassaggio, laghetti e fonti termali in 13 ettari di parco, dove sorge maestoso l'edificio che dà nome al parco, Villa dei Cedri, struttura neoclassica in stile lombardo. A cingerla il giardino romantico ottocentesco, dove passeggiare stimolando sensi, fantasia e sentimenti tra lecci, corbezzoli, allori, abeti, cedri, donde l'appellativo della villa, e una miriade di varietà botaniche. Un percorso nel verde che genera pace e relax, un'immersione in una spa a cielo aperto godibile soggiornando nella Villa dei Cedri, dove ogni stanza beneficia di una vasca con acqua termale illuminata da cristalli Swarovski, oppure per una giornata alternativa in una location da favola, immergendosi nelle preziose acque termali ideali per il benessere di corpo e mente. Nei laghetti e nella piscina l'acqua è sui 33 gradi centigradi, temperatura definita termoindifferente, oligominerale, leggera e con poco residuo fisso. Quanto di meglio per la balneoterapia, ma anche per essere bevuta. Le sue proprietà benefiche sono riconosciute dal Ministero della Salute. In quella che era la foresteria e la scuderia è stato ricavato un centro benessere con piscina, saune, bagno turco, solarium, cabine per trattamenti e massaggi dove concedersi un relax totale. La serra in riva al lago offre servizi vari, bar e ristorante. Sia nel parco che in alcune sale della serra è possibile consumare colazioni al sacco. In questo contesto ben si inserisce il nuovo progetto di Medical Fitness in collaborazione con il centro Bernstein di Verona. Nella piscina con acqua termale sono stati messi a punto programmi di esercizio per persone con alterazioni metaboliche, fisiologiche e patologie croniche. Personale specializzato affianca le attività motorie e le terapie riabilitative, un servizio offerto a tutti i giorni su prenotazione. Che è una fascia sempre più ampia di persone e dentro lì ci stanno i cardiopatici, i diabetici, le persone in sovrappeso importante, chi ha problemi di osteoporosi, quindi una fascia di popolazione che non è più in ambito sanitario ma neanche in ambito sportivo, ma è in un ambito che noi chiamiamo medical fitness, che è l'attività fisica proprio adattata alla persona. L'acqua ha tutta una serie di effetti positivi sull'organismo, sia da un punto di vista riabilitativo che per l'allenamento. Il parco termale del Garda di Villa dei Cedri è un luogo magico dove corpo e mente ritrovano pace e stabilità in un centro benessere naturale all'aria aperta, aperto tutto l'anno, per soggiorni in albergo o negli appartamenti, oppure per una giornata o una serata in piscina o nella tranquillità del parco, adagiati in riva ai laghi termali.